Il Comitato Empedocrino Cittadino Mare Nostrum, a consuntivo del Consiglio Comunale Straordinario aperto che si è tenuto ieri presso l'Aula Consiliare del Comune di Porto Empedocle, dichiara in una sua nota come anche il sindaco di Porto Empedocle ha dato ragione alle istanze mosse dal Comitato Mare Nostrum e ha minacciato l'ingegnere Sansone, delegato dal commissario per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, di porre i sigilli al dissalatore. Ricordiamo, afferma il Comitato Cittadino Mare Nostrum, che il dissalatore di Porto Empedocle, non ancora in esercizio, così recita il comunicato di Sicile Acque del 21 gennaio 26, insiste nella spiaggia di Marinella ed è stato realizzato sulla base di provvedimenti emergenziali a causa della crisi idrica del 2024 e per questa ragione è sempre stato dichiarato mobile e provvisorio, come sottolineato proprio dall'ingegnere Sansone durante il Consiglio Comunale aperto dello scorso 10 luglio 2025. Il decreto commissariale del 17 dicembre 25 smentisce quanto dichiarato in quell'occasione e dichiara che il dissalatore è una struttura fissa, un atto che pone una demarcazione importantissima tra prima e dopo il decreto. Il dissalatore si trova in un'area destinata a parcheggio ed attrezzature turistiche di servizio alla balneazione della spiaggetta, quindi giustificabile soltanto se ci si trova in condizioni di temporaneità. Con il decreto 42 il dissalatore invece diventa fisso e quindi abusivo fino a quando non verrà effettuata una variante al piano regolatore generale del Comune di Porto Empedocle. Questo ha spinto il sindaco di Porto Empedocle Martello a modificare la sua posizione, che Incalzato afferma di fare tutto quanto è possibile affinché si rispettino gli accordi, così come previsto nella fase di installazione del dissalatore in zona ex ASI. Precisa il presidente del comitato Saia, il comitato non può che accogliere con soddisfazione le parole del sindaco, ma è bene sottolineare che deve essere conseguenziale, impugnando amministrativamente il decreto commissariale 42 entro il prossimo 17 febbraio, quindi allo scadere dei 60 giorni dalla sua pubblicazione. Altrimenti, afferma il comitato, è aria fritta.